Yeah. It's playoffs, man. I mean, playoff basketball is do or die, and I think when you have to play with that desperation or that sense of urgency. I mean, that's what changes. To me, that's what changes for everybody because if you lose one game, it's tough. And I think, we tried to learn from the Milan series when we went down 0-2, and we ended up fighting back. So I think we tried to do a better job of starting on the road last series. We should have won game 2 of this series, but it happens. And so I think in playoff basketball, teams make adjustments, and we have a great staff who makes the right adjustments, and guys on the court are able to do that. La differenza è che siamo nei playoff e che ecco, è una specie di situazione di emergenza, quindi o dentro o fuori. Abbiamo tratto spunto in una lezione ecco, dalla serie con Milano perché eravamo sotto 2-0. Adesso stiamo cercando ecco, di fare i giusti adattamenti, abbiamo un grande staff che sta lavorando molto bene e ci sentiamo addosso questo peso che dobbiamo portare avanti per i playoff, nel senso che dobbiamo vincere. Ora abbiamo perso 1 con Varese, però siamo ancora 2-1 e vogliamo portare a casa questa vittoria e questa serie.